Bene, buonasera e benvenuti alla nostra conferenza accademica del giovedì. In questa settimana, questa è la terza conferenza di questa settimana molto intensa, perché lunedì abbiamo avuto il professor Manuzio che ha parlato del monotipo, cioè di queste opere d'arte che vedete, ne vedete una anche lì dietro, di cui lui è l'autore. Lui è un socio di scienze, però è anche un artista, e ha parlato appunto di come si fabbricano questi monotipi, per cui chi se fosse interessato può sempre vedere queste nostre conferenze sul canale YouTube dell'Accademia. Poi abbiamo avuto martedì un amico, il dottor Marco Pescetto, che ha parlato della grande Maria Callas, altra conferenza piuttosto succulenta, e c'era veramente anche molte persone su un argomento affascinante, e che anche quella potete riscoprirla grazie al nostro canale di YouTube. E oggi, giovedì, concludiamo in bellezza, grazie alla nostra socia effettiva Maria Antonietta Falchi, la quale ci parla della riforma protestante dopo 500 anni, in particolare di un'opera di Lutero che si chiama, del grande Martin Lutero, che si chiama L'autorità secolare. L'autorità secolare. Maria Antonietta Falchi, che ringraziamo per questo suo intervento, è stata professore ordinario di storia delle dottrine politiche nell'Università di Genova. Tra i suoi interessi principali sono il potere, l'obbligazione politica, il diritto di resistenza nel Medioevo e nella prima età moderna, con particolare riferimento alla riforma protestante, un argomento che sta molto a cuore di tutti noi, perché per tante ragioni. Perché chiaramente ha cambiato tutta l'Europa, e in fondo anche quella parte dell'Europa che non è diventata protestante, ma in qualche modo, insomma. Fra le sue pubblicazioni sul tema, vi cito qualche titolo: Il problema della resistenza nel pensiero dei riformatori tedeschi, 1986. E questo libro qui, del 76, 86, che non sembra non tanto lontano, e il libro invece sembra, perché purtroppo i libri oggi sono fatti così: quando si va nelle vecchie biblioteche si guardano i libri del Settecento, sono meravigliosamente conservati, mentre i libri del 1986, ecco, una casa editrice genovese, ancora peggio, ancora peggio. Per cui, ecco, questo però è un libro appunto sul problema della resistenza nel pensiero dei riformatori tedeschi. E poi Summus Magistratus, Monarchicus, Poliarchicus, in un volume che si chiama Il lessico della politica di Johannes Althusius, 2005, e Autorità e diritto di resistenza in Calvino e Bucer, forse si dice Bucer, 2011. Dunque, per cui sentiremo forse anche parlare di resistenza in questa autorità secolare, l'autorità e la resistenza all'autorità. Grazie e ti ascoltiamo. Grazie. È acceso, sì. Sì, no, va bene. Sì. Nel 2017, quindi anni fa, si sono celebrati in tutto il mondo i 500 anni della Riforma Protestante. È una celebrazione che è iniziata e poi va avanti e dura tuttora, perché ci sono diverse tappe, ovviamente, nella Riforma. Il 517 è il primo evento che succede. C'è stato anche un decreto ministeriale che ha istituito un comitato nazionale per questa ricorrenza del 5° centenario della Riforma Protestante, e che si proponeva di offrire un contributo scientifico e pluridisciplinare finalizzato a raccontare al mondo contemporaneo la personalità, la figura di Lutero, la sua riforma, il suo percorso nella storia, nella dottrina, nelle istituzioni, nella politica, nell'arte e nella società, quindi una visione molto complessa. Poi cosa è successo? Sono cominciati gli studi, ovviamente, in particolare nelle università,
ma anche in tanti centri culturali più o meno vicini alla Riforma, e tanti studiosi europei, ma molti anche americani, hanno scritto su questi temi, proprio perché si sono posti il problema, no, dopo tanto tempo, 1500 anni, di capire meglio forse quello che era successo, questo movimento, come è cominciato, e che significato ha avuto, che significato storico, quindi non solo in campo teologico, ma in campo storico più ampio, quindi politico, eccetera, che sviluppi ha suscitato. E poi si è posto anche un problema che è terminologico, ma che secondo me è un problema importante. Sapete che si parla di riforma protestante, riforma luterana, eccetera. Ecco, riforma è un nome che è sorto dall'inizio, un po' anche perché si cercava di tenere un po' bassa l'attenzione, nel senso non si è rifiutato niente, ma si è corretto quello che il Papa, la Curia di Roma, eccetera, aveva sbagliato. Ecco, invece ultimamente, in questi ultimi decenni così, prevale l'uso del termine rivoluzione. Rivoluzione perché in realtà non è un bel solo correzione, ci sono stati proprio delle novità radicali, un apporto storico innovativo e quindi di carattere anche rivoluzionario. Questo sia in campo teologico che in campo politico, come poi vediamo, e poi in campo politico si collega a altri movimenti che nel Cinquecento portano poco per volta alla costruzione dello Stato moderno. Come è iniziato tutto questo? E questo è un termine noto ovviamente, è iniziato il 31 ottobre del 1517, quando un giovane monaco agostiniano, Martin Lutero, fa una cosa abbastanza coraggiosa, cioè mette in discussione e rifiuta la dottrina della Chiesa sulle indulgenze, quindi la dottrina sulla salvezza e sulla pena eterna. Questo era un tema centrale nella teologia cristiana del Medioevo, però secondo questo giovane monaco non si poteva accettare così com'era sui principi consolidati, tanto perché c'erano degli errori teologici e poi perché era stato attuato nel modo peggiore, non per niente c'era quel discorso che bisognava pagare in qualche modo per avere l'indulgenza. E allora Lutero cerca nella Sacra Scrittura le verità autentiche della fede che secondo lui erano scomparse praticamente e nemmeno il Papa le possedeva. Vengono così pubblicate circa il modo, la fissione, o comunque adesso questo è un discorso storico che non è neanche chiaro, ma l'importante è che vengono diffuse le 95 tesi di Lutero sulle indulgenze. E lo stesso Lutero rimane un po' stupito, pensava che fosse una cosa così un po' all'interno dei monasteri. Invece ebbe molto seguito e lui scrive a un amico, Christoph Schörl di Norimberga, un giurista, scrive: ci si aspetta da me più di quanto io possa fare, e aggiunge che non aveva previsto né voluto la diffusione di questo, ma l'ha accettata per amore della verità in tutte le sue conseguenze. Fin qui siamo in campo teologico. Man mano poi Lutero comincia a occuparsi anche della politica e comincia nel 1520, quindi pochi anni dopo, ad affrontare appunto, oltre alle tematiche teologiche, le problematiche politiche, con le quali si rapporta alla realtà tedesca e inizia un percorso che lo accompagna fino alla sua morte, fino al 1546. Anche qui in campo politico non c'è una rivoluzione politica, però Lutero ha iniziato una rivoluzione di carattere teologico che cerca di appoggiare proprio sulle strutture politiche dell'impero, quelle che sono favorevoli ovviamente, non l'imperatore che sarà sempre contrario, Carlo V. E nel 1520 Lutero scrive un'opera delle buone opere, nella quale dice: anche se l'autorità civile è ingiusta come il re di Babilonia verso il popolo di Israele, pure Dio vuole che le si obbedisca senza farle opposizione in occulto o pubblicamente. Qualora però, come spesso avviene, l'autorità civile volesse costringere un suddito a fare alcunché contro i comandamenti di Dio o impedire che ad essa si attenga, è tolto il dovere dell'obbedienza. Questa era nella dedica a Giovanni di Sassonia. I duchi di Sassonia hanno sempre protetto Lutero, lui si è sempre appoggiato un po' a loro contro l'imperatore. Allora che cosa dice? C'è un obbligo di obbedienza, non si può disobbedire all'autorità
c'è un affare che lasciamo stare. Non si può disobbedire all'autorità, però se l'autorità chiedesse di fare qualcosa contro i comandamenti di Dio, allora in questo caso non si può obbedire, perché fra Dio e l'imperatore o l'autorità politica chiaramente viene Dio prima e bisogna obbedire al comando di Dio, dovendo scegliere tra un'alternativa. Quindi nel 1520 vengono tracciati questi due confini che sono molto rigidi in Lutero. Ci sono due obblighi di obbedienza. C'è un obbligo assoluto di obbedienza al sovrano terreno, ok? Però al di sopra c'è un obbligo assoluto di obbedienza a Dio, sovrano supremo. E sono due obblighi, però sono entrambi assoluti, rivolti alle stesse persone, quindi è una cosa piuttosto complessa. Può accadere che siano in conflitto. In caso di conflitto, l'obbligo verso Dio ha la prevalenza. Questo è un discorso teologico abbastanza chiaro, abbastanza anche comprensibile teologicamente, però Lutero mischia questa sua teologia con la storicizzazione, perché le sue scelte sono sempre legate alla concreta realtà tedesca, le varie autorità e le varie posizioni politiche, eccetera, e alla concreta quindi collocazione di Lutero in Germania. Innanzitutto Lutero mette al primo posto la sua rivoluzione teologica, perché è un po' l'obiettivo della sua vita è diventato. E quindi il rapporto con le autorità civili deriva dall'esigenza di tutela di Lutero stesso, dei suoi seguaci e di questa verità rivoluzionaria in un certo senso che si professano e che professano contro i loro nemici, che sono principalmente il Papa e i pappisti, i suoi seguaci, insomma. Allora Lutero cerca di stabilizzare questa sua rivoluzione e di consolidarla, cercando di trovare uno sostegno politico nell'impero in quelli che lui chiama i veri cristiani. Chi sono i veri cristiani? Sono i principi e tutti gli altri nobili e tutti gli altri titolari di potere che sono fedeli a Lutero e quindi alla verità teologica, diciamo, che Lutero propone. Questi principalmente sono Giovanni e Federico di Sassonia e poi Filippo d'Assia, saranno i tre nomi, le tre figure più importanti che proteggono sempre Lutero e lo difendono nei contrasti con i suoi nemici. Nello stesso 1520 Lutero scrive un'altra opera politica importante alla nobiltà cristiana della nazione tedesca, dedicata a un suo amico di Wittenberg, Nicola Amsdorff, che poi scriverà molti pareri sulla resistenza, eccetera, una figura importante. E dice in una lettera a Spalattino, un altro suo amico teologo, in questa lettera a Spalattino dice che quest'opera è un appello a tutta la nobiltà, i principi, eccetera, tutta la nobiltà tedesca perché combatta contro i veri turchi, cioè contro i papisti. E dice in particolare combatta contro la tirannide e la malizia della curia romana. Quindi una rivoluzione teologica che però come fa a stare su? Ovviamente il Papa aveva l'imperatore dalla sua, era potente anche dal punto di vista politico e militare, quindi ci vuole un sostegno politico. Ecco, Lutero cerca il sostegno politico in questa struttura dell'impero tedesco di principi, di duchi, di una struttura nobiliare dove molti lo appoggiano. Allora, arriviamo qua al 1523, quando Lutero pubblica l'opera che dà il titolo, ma poi è un titolo un po' casuale, potevo riferirmi a qualunque opera, ma so. Lutero pubblica sull'autorità secolare fino a che punto si sia tenuti a prestarle obbedienza. L'opera è dedicata a Giovanni di Sassonia, fratello di Federico. Federico era il principe elettore, quindi una figura più importante, mentre Giovanni era duca. La dedica è del 1° gennaio 1523 e in questa dedica Lutero spiega che di cosa si occupa questo scritto e dice relativo all'autorità secolare e alla sua spada, come sia da usare cristianamente e fino a che punto le si debba prestare obbedienza. Quindi è un'opera che va proprio al centro della tematica politica di Lutero. L'autorità politica cos'è, che fondamenti ha, che limiti ha, come può essere esercitata e soprattutto come si deve rapportare con la religione.
vi leggo una breve commento di un giovane studioso della riforma, in particolare di quella radicale, Martinuzzi, che adesso ha fatto dottorato a Pisa e ora insegna in America. E ha pubblicato anche un lavoro molto interessante con i frammenti inediti di Martin di Munzer, il teologo della guerra dei contadini, grande nemico di Lutero peraltro. Allora dice Martinuzzi: all'inizio del 1523 Lutero pubblicò l'opera fondamentale sull'autorità secolare, a cui tutte le successive riflessioni riformate sul tema si rifaranno, ovvero il trattato sull'autorità secolare. Nella lettera dedicatoria dello scritto indirizzata al duca Giovanni di Sassonia, egli affermava che come la necessità e le preghiere di molti lo avessero indotto a scrivere intorno all'autorità secolare alla sua spada, come sia da usare cristianamente e fino a che punto le si debba prestare obbedienza. Per Lutero il discorso politico era subordinato a quello religioso, anche se la profonda commistione tra politica e religione nell'Europa del Cinquecento e il suo stesso legame con il principe di Sassonia non gli permisero di eludere il problema. Lo scritto di Lutero era diretto a definire i compiti del principe, unico tra i cristiani a dover far uso della spada che Dio gli aveva posto nelle mani. Così egli esortava i cristiani a essere soggetti a ogni autorità creata dagli uomini, al re come ai principi e ai governanti, come a persone mandate da lui in vendetta dei malfattori e in lode di quelli che fanno bene. Questo lavoro, di cui vi ho citato un breve passo, è all'interno di un testo sulla formazione dello Stato moderno ed è del 2018, perché appunto dal 2017 cominciano molte pubblicazioni, molte ricerche su queste tematiche della riforma, del suo significato politico e dei suoi sviluppi. In questi stessi anni succedeva un altro fatto che a Lutero però non piaceva, e cioè in Germania molti alcuni movimenti così, tentano di attuare la riforma religiosa con la forza. Lutero condanna questi tentativi e li vuole bloccare. Erano contro i suoi principi, questo obbligo assoluto di obbedienza all'autorità politica. Quando Lutero torna a Wittenberg, dopo essersi rifugiato nel castello di Wartburg, castello del principe elettore, perché era ricercato perché condannato da un editto della dieta di Worms, e si propone appunto, tornando a Wittenberg, di offrire delle linee alla sua comunità, delle linee di riforma religiosa che siano quindi equilibrate senza arrivare alla violenza, enucleando i punti fondamentali della teologia riformata e le graduali modifiche del culto che si stavano attuando, però evitando i disordini e le degenerazioni. Come fa Lutero a conciliare questo fatto? Si deve fare la riforma, modificare, però non ci si può opporre a chi vuole impedirlo. Ecco, Lutero propone una soluzione di questo genere, cioè in questo scritto sull'autorità secolare distingue nettamente due sfere, temporale e spirituale, due regni corrispondenti, due governi e due tipi di obblighi per i cristiani. Li distingue in modo che non possano in qualche modo sovrapporsi o contrapporsi l'uno all'altro. E come si può fare questo? Dice Lutero che il cristiano ha un obbligo pieno di obbedire all'autorità politica ordinata da Dio, anche ingiusta, però nella sfera temporale, mentre non ha questo obbligo nella sfera spirituale, che tra l'altro non dovrebbe riguardare l'autorità politica. E Lutero dice appunto l'autorità temporale non deve poter comandare alle anime, ma ai beni esteriori per ordinarli e amministrarli sopra la terra. Però precisa ancora che non ci si deve opporre ad un'autorità secolare che perseguita chi professa la vera religione con la violenza. Come ci si deve opporre? Con la parola, una resistenza passiva potremmo dire, e quindi sopportando cristianamente l'ingiustizia. E dice non con la violenza ci si deve opporre all'autorità, ma solo col riconoscimento della verità. Se essa si ravvede bene, se no tu soffri ingiustizia per amore di Dio.
Ecco, diciamo che questo non è che sia molto accettato, non è accettato da tutti ovviamente. Dai seguaci più stretti di Lutero sì, perché Lutero lo impone in un certo senso, ma certo i movimenti più rivoluzionari non possono accettare questo atteggiamento, questo bisogno di subire quando si disobbedisce all'autorità che comanda contro la legge di Dio, ma però bisogna subire sopportando le conseguenze senza una reazione. Allora si creano appunto delle contrapposizioni in Germania contro Lutero. Abbiamo ad esempio la guerra dei contadini, che sarà proprio l'esito drammatico a cui porteranno questi contrasti. Secondo Lutero invece il Vangelo si difende con la parola e non con la spada, e dice, sempre nell'autorità secolare, dice: per comportarsi da cristiano nessun principe combatta contro il suo superiore re o imperatore o contro il suo signore feudale, ma lasci che prenda chi vuol prendere. Non con la violenza ci si deve opporre all'autorità, ma solo con riconoscimento della verità. Allora cosa vediamo a questo punto? Che certo c'è il principe cristiano che ha questo compito da Dio di difendere la vera religione, la vera fede, però questo compito, questo ruolo non emerge ancora chiaramente in questo scritto, non emerge da un punto di vista giuridico-politico. Questo poi accadrà entro una decina d'anni, diciamo, insomma, man mano che Lutero si renderà conto che non è possibile, che la riforma non può andare avanti così, e comincerà allora a sfruttare che cosa? A sfruttare la struttura dell'impero, questi principi, queste altre autorità che sono magistrati inferiori, ma sempre magistrati. Ecco, loro sì hanno l'autorità di resistere anche all'imperatore o un eventuale monarca che possa essere superiore, ma non certo i cittadini, ecco, non certo i singoli. E quindi Lutero, dal suo punto di vista, pensava di aver risolto il problema dell'obbligo politico a livello teorico, conciliando politica e religione, con questo discorso che dal punto di vista logico funziona, è un discorso coerente anche, però la realtà sociale e politica era molto diciamo combattiva in Germania, non c'erano, era molto irrequieta, diciamo, c'erano poteri contrapposti, interessi contrapposti, diverse personalità, questi vari capi o religiosi o politici che guidavano anche le masse. Quindi si sono create in Germania, nella società, delle grandi aspettative circa la rivoluzione luterana, aspettative che poi rimangono deluse perché si vede che non ci sono tutte queste conseguenze rivoluzionarie e politiche che ci si poteva aspettare. Appunto a questo punto che interviene la guerra dei contadini, perché cosa ha fatto Munzer e gli altri seguaci di Munzer? C'era stata una rivoluzione teologica, però poi si era fermata dicendo: però sopportate, se il sovrano vi viene contro e vi impedisce di praticare il vostro credo, sopportate, non reagite. Ecco, invece Munzer e gli altri dicono no, bisogna completare la rivoluzione facendola passare dal piano teologico anche al piano politico, e poi comincia nel 24, nel 25, tutto il confronto, il dibattito negli scritti tra Lutero e Munzer, un dibattito molto drammatico, e sappiamo che finisce con l'uccisione di Munzer, eccetera. Tornando però al nostro tema, vi parlavo dello Stato moderno, no? Che in questi scritti che commemorano i 500 anni della Riforma, viene sottolineato molte volte come la riforma, ma non tanto per quell'aspetto religioso, ma per quello politico, costituisca una vera tappa per la formazione dello Stato moderno e delle varie teorie che lo presentano. C'è una cosa però che uno mi potrebbe dire: ma come parli di Stato moderno, c'è una teocrazia? Però il problema è che Lutero usava questo fondamento teocratico del potere politico non tanto come un limite, ma come un punto di forza, perché cosa può essere più forte a sostegno di un potere politico che la teocrazia? Niente. E quindi il fondamento teocratico dà più forza al potere, lo rende più indipendente dagli imperatori, re, eccetera, dagli altri poteri terreni. E quindi
Ci sono alcuni autori che hanno proprio riflettuto su questo. Ad esempio c'è Schilling, un autore tedesco che ha scritto una biografia di Lutero, Martin Lutero, ribelle in un'epoca di cambiamenti radicali. L'ha scritta nel 2012, ma ogni tanto la Repubblica, l'ultima ripubblicazione è poi del 21, con gli esiti quindi del 500° anniversario. Schilling dice: nell'ambito temporale la spinta della differenziazione scatenata da Lutero favorì in primo luogo lo stato della prima età moderna, prima nelle zone d'Europa protestanti, poi però in modo differente anche in quelle cattoliche. E aggiunge: Lutero non era personalmente un servo dei principi. Per mantenere la pace e il buon ordine, egli fu a favore dell'obbedienza nei confronti dell'autorità che si comporta legalmente, ma gli erano comunque estranei spirito di sudditanza e obbedienza per l'obbedienza. Nel caso in cui la purezza della dottrina e l'ordinamento evangelico di Stato e società fossero stati messi in pericolo, egli richiedeva consapevolezza cristiana e opposizione passiva, anche se affidava il diritto di esercitare una resistenza attiva alle persone a ciò proposte dal diritto costituzionale. Allora chi è che doveva soffrire, subire, resistere passivamente quando gli veniva imposta una forma religiosa che non voleva? Il cristiano, il semplice cristiano. E chi era invece che poteva resistere attivamente, difendendo quindi anche poi i più deboli? Queste figure, i principi, Schilling parla di figure a ciò preposte dal diritto costituzionale tedesco, ovviamente, quindi i principi e le altre strutture. Poi in futuro saranno anche i magistrati delle città, non in Germania, ma ad esempio con Calvino a Ginevra, a Strasburgo, nelle altre città europee. Quindi questo contributo, diciamo che oltre ad avere un significato teologico, ma questo dall'inizio, ha acquistato anche poi un significato politico proprio nella formazione dello Stato moderno e non di una dittatura, ma dello Stato costituzionale. Dal 1517 quindi si è formato un percorso. Abbiamo visto prima i 500 anni dalla pubblicazione a Wittenberg da parte di Lutero delle 95 tesi sulle indulgenze. Poi questo percorso si completa in fasi successive. Il nome protestanti quando viene usato? Viene usato nel 1529, quando si riunì una dieta imperiale a Spira, e ovviamente di cosa si parlò? Di Lutero, della riforma dell'eresia, perché per i cattolici e per l'imperatore era un'eresia. Però nel 29 non era più come quando Lutero fu attaccato alla dieta di Worms nel 1520-21, che era solo con pochi amici. Qua ci sono tutti i principi, una buona parte dei principi delle città dell'impero che stanno dalla parte di Lutero. Allora la dieta di Spira si conclude con un decreto che impone l'uniformità religiosa nell'impero. Allora cosa succede? Che i principi tedeschi e le città tedesche di ispirazione luterana, diciamo riformata, rifiutano di accettare questo decreto imperiale che ripristinava l'editto di Worms del 1521 e che imponeva l'unità religiosa nell'impero, e dichiarano invece di aderire alla riforma affermando: noi protestiamo. Ecco, è da qui che nasce appunto il termine protestanti, e quindi da questa protesta di Spira nasce nel 1529. Se ci vedo, perché un po' già io non ci vedo di mio, poi 19. Il rifiuto di accettare il decreto imperiale di Spira è già una dichiarazione di disobbedienza contro l'imperatore, nonostante le giustificazioni di diritto e di coscienza adotte. Essa avrebbe potuto rimanere una disobbedienza passiva, ma non erano queste le intenzioni, e diversi ne furono gli sviluppi. E quindi qua inizia la disobbedienza e la resistenza dei principi. Cosa abbiamo detto all'inizio? Che all'inizio Lutero era contrario alla resistenza. Vi ho anche detto che però poco per volta poi le sue posizioni cambiano. E qui proprio in questi anni
Lutero accetta la protesta di Spira dei principi a lui vicini, l'accetta e anzi l'approva, e quindi lui stesso diventa favorevole alla resistenza contro l'imperatore. Lutero è tra gli ultimi ad accettare la resistenza contro l'imperatore, e lo farà ancora con poca convinzione, appunto un anno dopo, alla fine del 1530, dopo la Dieta d'Augusto. La Dieta d'Augusto è un'altra dieta nella quale si conclude imponendo ai principi e a tutta la Germania di abbandonare la riforma e di ritornare alla uniformità religiosa col papato e col cattolicesimo, e questo è imposto da Carlo V, dall'imperatore Carlo V. Però Lutero invece assume qui un comportamento ancora più, già nella Dieta di Spira non era contrario, qui è ancora più deciso, e quindi è favorevole alla resistenza nei confronti dell'imperatore. Poi vi volevo leggere, ecco, una cosa. Allora, questo è un frammento di un Tishrede. I Tishrede sono i discorsi a tavola, vorrebbe dire discorsi conviviali. Lutero usava, dopo il 30-31, quando comincia a avere molti seguaci, riunire a casa sua, dove c'era la moglie Caterina che, diciamo che guidava un po' la faccenda, di una casa sua giovani studiosi, teologi, amici suoi, studenti poveri a cui Caterina dava da mangiare. Si creava ogni volta a cena un bel gruppetto di 15-20 persone. Ora, poi avranno anche mangiato, ma soprattutto discutevano di queste questioni della riforma, discutevano di politica, discutevano dei rapporti con l'imperatore, eccetera. E in questi gruppi di gente che mangiava insieme, diciamo, c'era a turno qualcuno che scriveva, che prendeva nota. Quindi poi nella raccolta dell'edizione di Weimar delle opere di Lutero sono pubblicati anche queste raccolte di questi Tishrede, di questi discorsi. Certo, non sono parole di Lutero in senso stretto, ma ripropongono le sue posizioni, e possiamo essere sicuri che non ci sono cose diverse, perché non sarebbero passate. Allora, qui Lutero dice, siamo nel 1539, quindi siamo già un po' più avanti, dice, prima dice che dicono che nell'impero non si può resistere all'imperatore, però dice, ma in teologia è controverso se sia lecito al cristiano resistere a Cesare che fa violenza, perché si deve sopportare l'ingiustizia del superiore. Io rispondo, Cesare è nel regno e nel corpo politico il capo, e di questo corpo ogni uomo privato è parte e membro. Come uomo politico le leggi gli concedono la difesa, anzi gliela prescrivono. Se non si difendesse, allora sarebbe omicidio del suo corpo. In secondo luogo, come non è un monarca in Germania, così come nei loro regni sono monarchi il francese e l'inglese, ma i settemviri elettori insieme a Cesare, cioè all'imperatore, sono membra politiche e membra di Cesare, a ciascuno di loro è stata affidata la direzione dell'impero, benché non in primo luogo. In questo secondo caso, i settemviri elettori sono uguali a Cesare in potenza, sia pure non uguali in dignità. Quei settemviri e principi, in quanto sono membri dell'organismo politico di Cesare, sono politici non cristiani. In quanto politico, l'imperatore soggetto alle leggi e al diritto è costretto a difendersi, e in quanto politici sono soggetti al diritto e sono costretti a difendersi per preservare la pace. Quindi questi principi elettori non sono cristiani che devono obbedire, quindi sono politici, cioè hanno anche loro un loro ruolo, anche se è contro il Papa, anche se è contro l'imperatore, non sono da meno dell'imperatore, sono autorità politiche nell'impero, e quindi essi possono difendersi dalle imposizioni, possono resistere, possono fare le diverse alleanze che in realtà hanno fatto. Questo è uno, ce ne sono poi tanti altri, dove si vede come viene formulandosi la teoria della resistenza proprio nei discorsi, nei confronti, e questo quindi direi che è qualcosa di molto interessante. Dopo la Dieta di Spira
e la protesta, quindi si ispira nel 1529. Abbiamo ancora la Dieta di Augusta, appunto nel 1530, che tenta di imporre l'uniformità religiosa ma non viene accettata dai principi, e invece i principi sottoscrivono la Confessione Augustana, che è l'esposizione della teologia riformata redatta da Melantone nel 1531. E a questo punto fanno anche una cosa che incredibilmente Lutero stesso approva, cioè un'alleanza militare contro i cattolici, i quali si erano organizzati invece sotto la guida dell'imperatore per imporre questa uniformità religiosa. Ci sono questi due schieramenti militari che si contrappongono, che poi giungeranno ad una guerra nel 1546. Durante questa guerra Lutero muore e quindi per fortuna sua non vede che poi l'imperatore aveva vinto ed è riuscito in buona parte a imporre ad alcune città di abbandonare la riforma, anche se poi ovviamente l'hanno ripresa. Abbiamo quindi visto come in questi anni, che poi non sono tanti, dal 17 a oggi, si evolva anche la struttura dell'impero, e proprio attraverso la riforma luterana i principi secolari rafforzino e consolidano i loro privilegi e assumono una posizione stabile sul territorio, e si crea quindi una vera formazione di istituzioni che saranno poi quelle dello Stato moderno. A questo proposito c'è una figura molto importante che viene emergendo, e già ne parla Melantone, che non so se ve l'ho detto, sì, forse ve l'ho detto, è il più grande amico di Lutero, teologo, giurista, eccetera. E questa figura sono gli efori di Sparta, no? Magistrati inferiori elettivi che però riescono a controbilanciare il potere del magistrato supremo, quindi hanno un ruolo importante. Ecco, questi efori sono considerati nello svolgimento successivo della riforma come i magistrati che possono essere principi o magistrati delle città, che hanno il diritto-dovere di difendere la vera religione, la riforma o rivoluzione protestante contro gli avversari. Dico ancora due cose che mi sembrano interessanti. Ci sono due elementi in Lutero. Prima abbiamo visto che Lutero e i luterani arrivano a convalidare la forma laica dell'assolutismo teocratico, quindi il potere politico concentrato e molto forte, potere assoluto, e la teocrazia non è contro, ma è un sostegno all'assolutismo. Però poi cosa accade? In tutto questo svolgimento che abbiamo visto un po' in fretta, queste lotte religiose che diventano lotte politiche, si finisce con l'attribuire ai principi dei diritti e dei doveri in difesa della vera religione, in difesa dei sudditi oppressi per la loro fede, e questo porta a costruire la teoria del magistrato inferiore, del diritto di resistenza contro il sovrano tiranno, quindi a costruire una teoria costituzionale che si viene a opporre alla teoria di tipo assoluto invece degli inizi. Questa teoria si va diffondendo soprattutto tra i calvinisti, ma direi anche tra i luterani, nelle città, nei principati, dovunque ci siano magistrati intermedi che poi magari hanno sopra un imperatore o qualunque altro. E direi che la conclusione di questo sviluppo lo troveremo poi in Giovanni Altusio calvinista, vissuto tra il 500 e il 600, che fu anche sindaco di Emden. E Altusio è proprio l'autore che stabilisce questa pluralità di poteri come limite alla tirannia, pluralità che può essere o quando c'è un magistrato che governa, non è uno solo, ma è una poliarchia, cioè un collegio, un gruppo, oppure quando ci sono un magistrato supremo e poi magistrati inferiori che ne limitano il potere. Quindi arriviamo al Tusio, direi che poi porta direttamente allo Stato moderno, quindi arriviamo ai primi del 600 con l'evoluzione di questo pensiero. Grazie. E molte grazie a Antonietta Falchi per averci ricordato questo importante anniversario di un testo centrale, come ci ha spiegato, pubblicato giustamente 500 anni fa,
e che tocca dei problemi centrali della riforma, ma in generale del rapporto fra l'individuo, la politica e la religione, no? Che ancora oggi ci assillano, ovviamente. Per cui sicuramente possono esserci delle domande da parte dei presenti, che ringraziamo per il loro ascolto attento, e dagli eventuali ascoltatori remoti che hanno sentito questa interessante e molto opportuna conferenza, perché veramente era proprio il caso di ricordare questo. Anche è stato interessante vedere come dal 17, dunque dai 500 anni ad oggi, questi studi si sono moltiplicati, no? Si è andato avanti prendendo anche posizioni diverse, no? Ha parlato della riforma, il concetto di riforma, il concetto di rivoluzione, come uno prevale. Riforma penso proprio che lo facessero per non far esplodere troppo, sai, far vedere, infatti lo dice, ma no, ma io non volevo dire questo, ma io all'inizio cercava di sminuire, poi alla fine e comunque volevo dire una cosa, nel 22 hanno fatto un bellissimo convegno a Bergamo all'università, tutti gli storici del diritto, soprattutto medievale, moderno. Purtroppo gli atti non li ho ancora visti, non sono ancora usciti, però ho sguarducchiato un po' là le relazioni e magari quando poi uscirà sarà interessante vedere. Proprio su questi 500 anni l'hanno fatto. 500 anni sembrano tanti. Chissà cosa succederà fra 500 anni. Ci saranno ancora gli esseri umani. Sì. Speriamo. E io pensavo anche al rapporto religione-politica, per esempio sotto la dittatura, no? La Germania ha conosciuto una dittatura feroce nel XX secolo e sicuramente le chiese luterane e protestanti hanno assunto posizioni diverse, probabilmente anche... sicuramente esistono studi su questo argomento. Era un santo, ammesso che esista nessuno. Aveva luce e ombre. Però, vabbè. A volte anche una fede troppo esagerata nella verità, vivere per gli uomini prima che per la verità, perché... No. Non dico che Lutero aveva luci e ombre e che forse un'eccessiva fede assoluta per la verità può portare a dimenticare l'uomo che c'è dietro la verità la portano gli uomini e bisogna considerarlo questo, no? Invece molte volte, perlomeno nelle epoche passate, questo anche lo vediamo in Lutero, ci sono state delle terribili condanne in chi non condivideva gli ebrei, eccetera, in chi non condivideva la fede cristiana, queste cose qui. Per esempio tu dicevi della morte di Munzer, no? Sì, è anche ecco, come avvenne questo assassinio? In che morì? E fu ucciso nelle guerre perché delle guerre politiche, dei principi, eccetera. Ci furono delle cose molto atroci, furono distrutti praticamente tutti questi contadini qua, però purtroppo Lutero istigò anche a farlo. Come se, diciamo, uno dice una cosa che magari sembra orribile, poi non lo era, allora lo uccidi. E c'era questa mentalità che è così, della punizione, di eliminare il soggetto portatore di una cosa negativa che negava appunto la verità. E poi comunque, tra l'altro, la cosa di Munzer è ancora più complicata perché Munzer, poverino, all'inizio era seguace di Lutero, cioè voglio dire, pensava di poter imparare da lui, seguire, solo che poi è andato un pochino oltre, cioè perché Lutero dice, sì, però se l'imperatore vi impone una cosa, voi non la fate, però se vi ammazza, ok. E no, invece Munzer diceva, no, però cerchiamo di non farci ammazzare, magari di difenderci. E allora Lutero lo ha condannato, insomma, era questo. Beh, insomma, così. Prego. Complimenti e grazie di questa bella lezione veramente magistrale. Due domande, una praticamente ha già risposto, professoressa, che la guerra dei contadini è un vulnus che abbiamo, un vulnus storico che c'è nella riforma, assolutamente, tanto che Bertolt Brecht diceva che dal punto di vista sociale la guerra dei contadini ha strappato i denti alla riforma, insomma, ecco. Lo so. E la seconda domanda è invece per quanto riguarda la Pax Augustana del 1555, cuius regio e ius religio. Ecco, quando a un certo punto si concorda che
il popolo deve seguire la fede, la religione del regnante. Ecco, se vuole... Sì, allora, circa i contadini è vero, c'è una cosa da dire, che poi dobbiamo guardare la storia nel suo sviluppo, quindi tutto si riprende, il bene e il male, si riprende tutto e poi acquista un senso, cioè nessuno dimentica Munzer, adesso tutti, anche questo giovane studioso Martinuzzi di cui vi dicevo, l'ho trovato perché stavo scrivendo una cosa, scusa, una cosa che riguardava queste cose qua, ho trovato che ha pubblicato dei bellissimi frammenti di Munzer e me li sono andati a leggere, e quindi poi si guarisce, si risolve così, insomma. E circa la pace del sì, e poi a quel punto lì allora il problema viene risolto, ma tanto sono passati anche ancora degli anni, perché poi il problema quello che ha salvato proprio l'Europa e la convivenza è stato questa sfaccettatura di autorità, di stati, eccetera, per cui si sono potuti distribuire anche, no? Secondo le cose di questa pace, un po' secondo l'idea di Lutero, cioè Lutero pensava che i principi dovessero difendere la riforma, ecco, e poi invece si è arrivati a vedere che nei diversi stati alcuni potevano essere cattolici, altri potevano essere riformati indipendentemente, insomma, e quindi questo è stata una cosa positiva, certo. Però tutto quello che c'è prima ne fa parte di questo, ecco, non si può arrivare alle conclusioni se non si ha il punto di partenza. Anche la resistenza, che poi è diventata una cosa, la resistenza pensiamo sempre, no? Quando c'è una dittatura la parola resistenza è nata proprio così, in queste lotte dove veniva negata e poi però qualcuno veniva anche affermata, e così man mano i tempi maturano in questo senso, insomma. Ci sono altri interventi? Ha accennato a una guerra tra luterani e cattolici. Mi chiedo, ma era proprio inevitabile questa guerra? Beh, non proprio una guerra fra luterani e cattolici nell'impero tedesco, cioè sì. Sì, sì. No, inevitabile non sarebbe stata, bastava che lasciassero, mettiamo che ci fossero, la Sassonia volesse essere, non so, luterana e un'altra regione no, ma se si poteva rimanere così non scoppiava la guerra, ma se l'imperatore voleva imporre, l'imperatore e i principi cattolici volevano imporre agli altri stati di abbandonare la riforma, e quelli cioè, non era necessaria, purtroppo c'è stata, perché non si riusciva ancora a capire che bisogna tollerare anche, no, le opinioni diverse, le fedi diverse, le scelte politiche diverse. Ma io penso che ci fosse, certo c'erano interessi politici per carità, ma anche un senso del dovere, come dire, ma io devo combattere per la mia fede, anche se, come se la vita umana non valesse, no? È anche un po' quello. Però... È stato bruciato vivo un soldato perché del Doge, quelli che definivano il Doge, che facevano parte della guardia del Doge, come le guardie svizzere del Papa, e per il solo fatto che ha dimostrato di non vivere cattolicamente, è stato bruciato vivo il 7 aprile del 1600 a Roskilde. Sì, che lì 1600 era già un bel po' più in là, tra l'altro. Avrebbe dovuto... No, ma infatti io volevo dire una cosa a proposito della violenza. A proposito della violenza e di Lutero. Lutero, per carità, non dico, vabbè, però pensate all'Inquisizione a quanti ne... Quindi non è che, voglio dire, quello che dicevo prima, perché la verità, che secondo me poi è un valore importante, però era considerata assoluta, a parte che per me è assoluta uno, per lei un'altra, quindi anche complicato. Assoluta, che la vita umana non valeva, si poteva spegnere una vita per far trionfare la verità. Questa è la cosa che poi si è superata, ma poi fino a un certo punto, insomma, vabbè. Nei paesi civili forse sì, non lo so, insomma, se sia superata. E vabbè, sì, certo. Sì, certo.
dei quaderni della società di storia. Ma sarà vero, senz'altro, è comprensibile perché sono successe anche in Germania tante volte, ma come saranno successe anche a Genova, presumo. Sì. Bene, allora mi pare che ci sono molti spunti di riflessione, poi magari il testo sarà pubblicato negli atti che usciranno nella prima metà del prossimo anno. Magari nel testo cerco anche un po' di allargare un po' di più questo discorso che abbiamo fatto su questo valore tra la verità e la vita, cioè insomma per capire un pochino, mi sembra che giustamente interessa anche a me. Quindi. Bene, bene, allora grazie a tutti, vi ricordo che settimana prossima si passerà a degli interventi su scienze, nell'ambito di quello che, come sapete, è il seminario permanente sulla transizione ecologica, che già dall'anno scorso la nostra accademia ha iniziato e promosso. E settimana prossima avremo 2 conferenze. Lunedì di Giuseppe Franceschelli su il modello integrato delle comunità energetiche e l'efficienza energetica, mentre giovedì 30 novembre Enrico Aglieri parlerà di una cosa molto genovese, shipping, transizione energetica. Bene, grazie ancora ad Antonietta Falchi per il suo contributo. Non vi siete annoiati, no? Mi sembra che è stato anche molto conciso. Cose, però non so poi come si va a sapere. Bene. Avete colto l'aspetto anche del sì. Grazie, arrivederci. Buona serata.